Il ruolo strategico del TAP, il gasdotto transadriatico per i rifornimenti energetici dell'Italia. La centrale nucleare di Pax in Ungheria, i piani di Orban, la tecnologia di Putin. La scuola moldava a Tiraspol, la capitale della regione filorussa della Transnistria. La storia della Crimea, contesa da ucraini e russi, scritta dal russista Aldo Ferrari. Vlado Kreslin, il cantautore che nelle sue ballate unisce i ritmi dei Rom al folk sloveno. Il gasdotto TAP, che quest'anno ha fornito all'Italia 10 miliardi di metri cubi di gas proveniente dall'Azerbaigian, è diventato fondamentale per la riduzione della nostra dipendenza dalla Russia. Qui siamo in Albania, nella stazione di compressione di Fier. Qui il gas proveniente dalla Grecia passa da una pressione in entrata di 55-60 bar sino ad 80 bar in uscita, per poi immergersi in Adriatico e infine approdare in Salento, a Melendugno. A cosa serve la stazione di compressione? Tu jemi në stacion e kompresorëve Fier. In questa stazione di compressione eseguiamo una serie di operazioni come il filtraggio del gas, la misurazione, il monitoraggio della qualità, la compressione e infine il raffreddamento. Tutte queste operazioni sono necessarie per far arrivare il gas in Italia e naturalmente è fondamentale anche il contatto continuo con i colleghi che si trovano sull'altra sponda dell'Adriatico nella centrale di Melendugno. Me kolegët tanë në Melendugno, me dispatcherat, ne kemi rapporte shumë të mira. Abbiamo rapporti continui con i nostri colleghi italiani della centrale di Melendugno. Ogni giorno dobbiamo comunicare i dati relativi alla quantità e alla pressione del gas. Poi dall'Italia monitorano tutto il sistema TAP 24 ore al giorno. Në Shqipëri, Greqi dhe në Itali. Sino ad oggi tutto il gas proveniente dal TAP finisce in Italia. Presto però potrebbe rifornire anche Albania, Montenegro, Bosnia e Croazia attraverso il cosiddetto gasdotto ionico-adriatico che dovrebbe partire proprio da qui, da Fier, per raggiungere Spalato. È un progetto che tende a diversificare gli approvvigionamenti nell'area di interesse e a decarbonizzare. L'area di interesse ad oggi è alimentata con poca diversificazione degli approvvigionamenti e con molti idrocarburi altamente inquinanti. Negli ultimi mesi si è assistito a un accresciuto interesse da parte dei capi di Stato dell'area interessata e lo stesso governo azero ha confermato la sua disponibilità ad alimentare quest'area. Quindi è un progetto estremamente importante, simile a quello che abbiamo abilitato con l'interconnettore Grecia-Bulgaria, che oggi si interconnette a TAP e da ottobre alimenta la Bulgaria e da lì altre zone dei Balcani. Questo potrebbe influire sui flussi di gas diretti verso l'Italia? Solo marginalmente, in quanto stiamo parlando per l'area dei Balcani occidentali di volumi limitati rispetto ai volumi che trasportiamo attualmente in Italia, e anche in prospettiva dell'espansione della capacità di TAP, ovviamente non andrà a incidere significativamente sui volumi che importeremo in Italia. In previsione, il gasdotto TAP dovrebbe espandersi anche per aumentare i flussi di gas verso l'Italia. Non verranno installati nuovi tubi, ma si dovrebbe passare attraverso altre 2 nuove stazioni di compressione. TAP ha anticipato i tempi, le autorità di regolazione hanno approvato il progetto e quindi noi a metà gennaio, offriamo sostanzialmente agli operatori del mercato la possibilità di richiedere a noi capacità di trasporto a lungo termine, che ovviamente si incrementerà rispetto agli attuali 10 miliardi. Ci sarà un'altra finestra nel corso dell'anno e noi prevediamo che nel corso di queste 2 finestre, progressivamente a step successivi, nel corso dei prossimi 3 anni e poi via via 3, 4, 5 anni, arriveremo a poter espandere il TAP fino a oltre 20 miliardi di metri cubi. Russian state-owned company Rosatom is set to begin the construction of 2 new nuclear reactors at the Hungarian Pax power plant.
Via libera alla costruzione dei 2 nuovi reattori della centrale nucleare di Paks in Ungheria. La notizia, uscita a fine agosto scorso, fece velocemente il giro del mondo. L'accordo, siglato nel 2014, incaricava infatti la russa Rosatom ad eseguire i lavori e il progetto, da 12,5 miliardi di euro, è in gran parte finanziato proprio dalla Russia. Che la costruzione abbia inizio aveva subito dichiarato il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, ma i lavori non sono mai partiti. A 3 mesi da quell'annuncio noi siamo a Budapest all'Institute of World Economics, ente di ricerca pubblico dove ci riceve András Deák, analista energetico. La costruzione ha ottenuto un permesso temporaneo, ma per far partire il cantiere vero e proprio ci vorrà ancora molto tempo. E se è vero che l'industria nucleare russa non è soggetta a sanzioni dell'Unione Europea per l'invasione dell'Ucraina, è innegabile che la guerra comunque crei una situazione di instabilità e incertezza. Il governo dice che il progetto è vivo e vegeto, ma è ovvio che ora la situazione sia molto più complicata. Inviare qui il personale di Rosatom per i russi è molto più difficile, inviare anche la tecnologia diventa difficilissimo. Chiaro che il contratto è in piedi, ma bisogna vedere se gli altri investitori che facevano parte del progetto, penso a Siemens o Areva, continueranno a lavorare con Rosatom in futuro. La centrale nucleare di Paks genera il 40% della fornitura di energia elettrica del paese. Con i 2 reattori aggiuntivi si mira a raddoppiare la sua capacità di produzione. La mia personale idea è che il contratto siglato nel 2014 sia stato fatto in modo troppo frettoloso. Le istituzioni non erano pronte. Ancora oggi non sappiamo di che portata di energia avremo bisogno negli anni a venire. Le stesse energie rinnovabili, per esempio, hanno potenzialità enormi con le nuove tecnologie. Dobbiamo lavorarci. E allora torniamo a quella dichiarazione di fine estate fatta sui social dal ministro degli esteri Szijjártó e notiamo che mai una volta cita la parola Russia. E secondo Stefano Bottoni, docente di storia dell'Università di Firenze, trapiantato da molti anni a Budapest, questo non è un caso. Secondo lui è una strategia vera e propria. Il rapporto con la Russia è uno dei più controversi nel funzionamento del sistema, al punto che negli ultimi giorni, il 4 novembre, l'anniversario dell'ingresso dei carri armati sovietici che schiacciarono la rivoluzione del 1956, Orban ha commentato: hanno schiacciato la rivoluzione ma non riusciranno a schiacciare il nostro desiderio di libertà. In questo hanno schiacciato non c'era il soggetto, fondamentalmente il soggetto rimaneva indistinto, non ha mai nominato né i russi né i sovietici, come in una sorta di paura appunto di entrare in un terreno minato. Autore della biografia su Viktor Orban, un despota in Europa, Bottoni ci spiega questo gioco di equilibrio che il premier è costretto a fare tra Putin e Bruxelles. L'Ungheria, dice, ha sempre scelto l'ambivalenza, con la Germania nazista prima, con il comunismo sovietico poi. Oggi Orban cerca di fare la stessa cosa, c'è però una differenza che in teoria, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale e durante la dominazione sovietica era ancorato a regimi dittatoriali e faceva l'occhiolino alle democrazie, ora sarebbe ancorato alle democrazie, ma fa l'occhiolino a regimi dittatoriali, sicuramente la Russia, abbastanza la Cina e anche la Turchia. Mostrandoci l'informazione TV, Bottoni dice non è più una democrazia questa. Nel dirlo si dimostra dispiaciuto, lui che ha scelto Budapest come casa, figlio di mamma ungherese. Questo paese non lo riconosce più. Il rischio di subire violenza fisica è bassissimo, quasi inesistente per ora. Il rischio di subire ritorsioni di vario tipo, dagli ammonimenti verbali fino a un licenziamento oppure a una campagna di odio portata avanti su portali, social media o dalla stampa, è elevata ed è già successo in diverse occasioni. La Transnistria, regione separatista della Moldavia controllata militarmente dalla Russia, è una scheggia impazzita schizzata fuori dall'implosione dell'Unione Sovietica. Dal 1992 è presidiata dai militari della 14ª Armata. Abitata quasi interamente da russi, guarda direttamente a Mosca, voltando le spalle alla capitale moldava Chișinău, da cui la separa un cessate il fuoco in vigore da ormai 30 anni. All'interno però di questa nazione de facto, che si comporta come un pezzo fuoriuscito dalla Federazione Russa, sopravvive una sparuta comunità moldava. Uscendo un po' fuori dal centro della capitale Tiraspol troviamo l'unica scuola di lingua rumena della città.
I ragazzi e gli insegnanti del liceo Lucian Blaga sono moldavi e quindi di lingua rumena. Le nostre sono le prime telecamere straniere a entrare in questa piccola enclave che resiste, a volte a fatica. Nella memoria della direttrice Veronika Pozniak restano i momenti più duri degli ultimi anni. Questa è l'unica scuola nel territorio occupato della Transnistria in cui possiamo insegnare la lingua rumena, la lingua parlata in Moldavia. Non è una cosa scontata. Abbiamo passato anni terribili, senza contare la guerra del 92, ma fino a qualche anno fa qui abbiamo subito attacchi e devastazioni della scuola. Ci sono stati anche casi in cui la polizia transnistriana ha fatto irruzione nelle classi, ha portato via i ragazzi. È stato terrificante, anche per noi insegnanti. Un racconto coraggioso per chi qui è costantemente sotto la lente dei servizi di sicurezza. Nonostante le difficoltà, dai tempi della guerra e della separazione della Moldavia, la scuola è stata il centro di gravità dei moldavi di Tiraspol. Questo liceo per la nostra comunità è fondamentale. È attraverso la conservazione della nostra lingua che preserviamo il nostro futuro. Questa è la nostra terra, anche se ora è occupata. Questa è Moldavia e la nostra lingua è il rumeno. Sembra un triste gioco di scatole cinesi. La Transnistria stessa, che rivendica un'autodeterminazione nei confronti di Chișinău, ha vietato l'uso dell'alfabeto latino in favore del cirillico. Per Tatiana Andries, insegnante di lingua e letteratura rumena, la comunità è discriminata. Oggi noi non possiamo parlare la nostra lingua in città, per le strade, nei negozi, nelle librerie non possiamo nemmeno comprare un libro in rumeno perché la lingua imposta qui è il russo. Noi non abbiamo niente contro la lingua russa, ma non vogliamo essere russificati, noi siamo moldavi. Oggi la situazione è migliorata, possiamo persino esporre la nostra bandiera all'interno della scuola, certo all'interno solamente, non all'esterno. Le autorità della Transnistria continuano a trattarci con un sentimento di sospetto permanente. La scuola è finanziata dal Ministero dell'Istruzione moldavo, ma la sua stessa esistenza è appesa al fragile filo degli accordi tra Chișinău e le autorità separatiste. Un equilibrio precario. La scorsa estate il liceo ha rischiato di essere chiuso dopo il tentativo fallito di Tiraspol di insediare un proprio direttore. Solo le pressioni del gruppo di negoziazione tra le due entità, con l'aiuto dei mediatori dell'OSCE, ha fatto sì che l'attività continuasse. Il clima comunque tra i banchi e nelle classi non è semplice per questi ragazzi, come Nicoletta Mereuța, studentessa del terzo anno. A volte mi sento distrutta, non posso esprimermi nella mia lingua, sono costretta a parlare sempre russo. Non è forse una forma di aggressione passiva questa? Appartengo a una comunità, non solo a scuola, ma anche a casa. Io so di essere moldava e amo la mia lingua, mi sento discriminata. Quando voi in Italia andate in un negozio, parlate italiano, vero? Ecco, noi qui non possiamo farlo. Here we speak only in Russian. Per Nicoletta e i suoi compagni la campanella non segna solo la fine delle lezioni, ma l'inizio di un'altra giornata da stranieri in casa propria. Una mano protesa verso il Mar Nero, dove le steppe asiatiche incontrano il Mediterraneo, dove per secoli gli uomini si sono incontrati, hanno commerciato, hanno combattuto. Una storia ricca e complessa, quella della Crimea, che il professor Aldo Ferrari ripercorre dall'antichità ad oggi, due passaggi cruciali in epoca moderna e contemporanea, prima il Khanato tataro dal 1441 al 1783, poi la conquista russa con Caterina II, per Mosca un evento fondamentale. Con Sebastopoli ha avuto il porto che ancora oggi è della Marina da guerra, ma soprattutto culturalmente era un angolo di antichità ellenica, un angolo di Oriente, un angolo di Mediterraneo che subito ha costituito per la Russia una sorta di mito culturale e, come disse la stessa Caterina II, era un paradiso terrestre. Viaggiatori, artisti, scrittori, da Pushkin a Chekhov, dalla Tsvetaeva a Mandelstam, fanno di questa penisola un luogo imprescindibile dell'identità culturale russa. Poi, nel 1954, la decisione di Khrushchev di attribuirla all'Ucraina. Una svolta inizialmente senza grandi conseguenze. La Crimea restava all'interno di un unico paese, l'Unione Sovietica. L'indipendenza ucraina, l'annessione alla Russia del 2014 e infine la guerra hanno però riportato brutalmente la questione al centro della politica internazionale. A chi appartiene la Crimea?
Se dal punto di vista giuridico la Crimea appartiene indubbiamente all'Ucraina per questa decisione del 1954, dal punto di vista storico-culturale e politico in senso più lato, mi sembra che la Russia abbia decisamente più diritti, ma dal punto di vista giuridico non c'è alcun dubbio. Ma chi vive in Crimea oggi e cosa pensano gli abitanti del destino della regione? La Crimea oggi continua ad essere una realtà multietnica e multiculturale. La maggioranza è nettamente russa, circa il 65%, c'è un 15% di ucraini, un numero elevato, non del tutto definito, di tatari musulmani che sono tornati, poi tante altre popolazioni, tra le quali anche una piccola ma vivace e interessantissima comunità italiana. In mancanza di sondaggi affidabili, è verosimile credere che i russi sentano più forte il legame con Mosca di opinione opposta a ucraini e tatari, ma la realtà è che la guerra è stata un disastro per tutti. La separazione con il non riconoscimento internazionale dell'annessione alla Russia ha posto in grave difficoltà l'azienda principale della Crimea, vale a dire il turismo. Inoltre l'approvvigionamento idrico, che dipendeva principalmente dall'Ucraina, è stato messo in seria difficoltà. La guerra entra nel suo primo inverno, sempre più difficile prevederne la fine. Possiamo però prevedere, secondo Ferrari, che se per la Russia si concluderà con la perdita della Crimea, si tratterà di una disfatta epocale. La Russia, sconfitta in questa maniera, perderebbe sicuramente la continuità della leadership e difficilmente Putin e il suo entourage potrebbero restare al potere, ma questo non garantirebbe affatto, credo, una sostituzione indolore con persone più gradite in Occidente nel contesto internazionale. Potrebbe aprire spazio a una guerra civile. Grande orgoglio e partecipazione popolare in Croazia per le imprese della nazionale a scacchi ai mondiali di calcio in Qatar, un paese di solo 4 milioni di abitanti, tra i 4 migliori al mondo. Luka Modric, il portiere Livakovic, la maschera di ferro Guardiol, con le loro rocambolesche e fortunate imprese hanno fatto sognare i tifosi, facendo dimenticare le bollette impazzite, la crisi economica e la guerra in Ucraina. Emozioni forti, positive e negative, vissute e condivise da una comunità. Nascessi di nuovo vorrei essere fiume per vedere come si innamorano un pesce e un granchio, per acchiappare, ogni tanto, chi si getta dal ponte. Il cantautore sloveno Vlado Kreslin è figlio del fiume Mura, di una terra crocevia di culture e di popolazioni dove da lungo tempo trova rifugio una comunità rom che ha contribuito a rendere la regione dello Prekmurie, dallo sloveno terra oltre il fiume Mura, al confine con l'Austria, l'Ungheria e la Croazia, un luogo di racconti magici che Kreslin narra nelle sue ballate. Sono in qualche modo fiero perché nella nostra regione hanno da sempre trovato rifugio diverse popolazioni. Noi non giudichiamo, abbiamo il vantaggio di non essere rinchiusi tra delle montagne, ma siamo aperti e vediamo un po' più lontano. A Trieste arriva su invito del Teatro Stabile sloveno, dove presenta l'album Živo, Vivo, musica coinvolgente, complici i ritmi gypsy swing del gruppo Teo Collori and Momento Zigano. Come definire la mia musica? È difficile, ho suonato in complessi rock, folk, ho collaborato con diversi artisti, come questi ragazzi di stasera, ma finito questo progetto, ognuno per la propria strada, io ho i miei programmi, loro i loro. In Italia, ad esempio, ho suonato con Antonella Ruggero. È l'ex Jugoslavia? Non direi di aver avuto successo nell'ex Jugoslavia, probabilmente perché ho sempre cantato in sloveno, ho inciso alcuni pezzi in croato appena negli ultimi anni, ma un po' per scherzo.
Ed è forse proprio per questo che la musica di Kreslin, uno dei più grandi cantautori sloveni, riesce a toccare il cuore anche di chi lo sloveno non lo capisce. È rimasto sempre fedele a se stesso, a quei luoghi magici oltre la mura, fin da quando, giovanissimo, ha fatto da apripista per la musica folk nel panorama musicale sloveno e jugoslavo. So nekoč igrali v gostilni mojega deda v Beltinci. Ho avuto la fortuna che il gruppo popolare Beltinška banda abbia suonato nella taverna di mio nonno. Erano tutti già vecchi, ottantenni. Abbiamo cominciato a suonare per scherzo, senza un piano strategico, realizzando senza volerlo il progetto di portare la musica folk a Lubiana, dove le polche e la fisarmonica regnavano sovrane, e siamo finiti a suonare a Bruxelles, a Vienna e su quell'isola vicino a Budapest, Sziget. È stato incredibile. Da uomo di confine, Kreslin ama i luoghi e la gente che, come lui, riescono a superarli. Un uccello vola, non vede il confine. È lo stesso con le canzoni. Uno pensa di scrivere una canzone per un luogo preciso, invece la canzone è come l'uccello. Vola, plana, non vede il confine. Per questo amo i luoghi di confine.